il governo alle aperture differenziate nelle regioni. Zaia, in Veneto apriamo tutto dal 18, attesa per le linee guida per esercenti ed artigiani, si spera siano semplici. Fase 2 per i medici di base, rivoluzione nella sanità veneta per il post-Covid, esami fatti a casa, video visite per i pazienti. Nuova iniziativa di Cassugana, stavolta diretta alle famiglie dopo l'azzeramento delle rette dei nidi e delle scuole di infanzia comunali chiusi per emergenza Covid. Il comune ora rimborserà le rette anche delle strutture paritarie. In attesa di capire i dettagli del protocollo su distanze e misure da adottare, cresce il malumore dei baristi nonostante l'anticipo dell'apertura. Bufera in comune ad Asolo, post shock del consigliere comunale Basso contro la cooperante liberata in Somalia. Il sindaco prende le distanze, stasera consiglio comunale. Ondata di maltempo nella Marca, ieri sera a Villorba il forte vento ha scoperchiato una casa, paura anche nello Pitergino. Nell'attesa di sapere quando si potrà tornare a viaggiare, i trevigiani sognano le vacanze, ma in posti lontano dalla confusione, e se avremo la possibilità. TG di Treviso, buonasera, ben ritrovati come sempre in diretta con l'informazione. Partiamo dai numeri, ovviamente anche oggi numeri che sono confortanti, soprattutto per quanto riguarda la Marca trevigiana. Ci sono stati 12 casi in tutto il Veneto di nuovi positivi al Covid-19, ma non ci sono stati nuovi casi tra Treviso e provincia. Per quanto riguarda il trevigiano, attualmente positive sono 820 persone, mentre dall'inizio dell'emergenza i positivi sono 2.613, quando in Veneto i positivi dall'inizio dell'emergenza, come vedete, sono 18.794. Ancora confortanti i dati dei numeri dei ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali trevigiani. Ci sono 2 pazienti ricoverati all'ospedale di Treviso, un paziente ricoverato presso la terapia intensiva di Conegliano, ma non ci sono più ricoverati nelle terapie intensive di Oderzo, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna. In tutto in Veneto i decessi sono stati 8 e come già detto non ci sono stati decessi registrati negli ospedali trevigiani. E alla fine è passata la linea della Regione del Veneto, quella di riaprire il 18 maggio, una parziale forma di autonomia, così come l'ha definita il Presidente Zaia. Come lo si capirà nelle prossime ore, infatti la Regione ha convocato le categorie per capire come comportarsi, intanto sono tutti in attesa di queste famose linee guida. Premesso che non si scherza perché stiamo parlando di un virus, premesso tutto questo, premesso che ci vuole un grande senso di responsabilità da parte di tutti noi, la nostra idea è quella che da lunedì, se ci saranno i presupposti, e lo vedremo nelle prossime ore, di provvedere all'apertura di tutto quello che si può aprire. La premessa è parte integrante di ogni prossima mossa, ma la strada è più che mai tracciata dopo l'ok del governo al piano di aperture regionali. Lunedì, insomma, a nord-est si parte senza troppi distinguo. Sto parlando di attività commerciali, i negozi per capirci, sto parlando di centri sportivi, palestre, piscine. Anche qui, calma un attimo che devo vedere le carte. Se le carte vanno in questa mi lasciano lo spazio, io le apro, e poi ovviamente i servizi della persona, parrucchiere, estetiste, barbieri eccetera, e ovviamente tutto quello che sono i contesti del turismo, insomma vediamo di affrontare un po' tutto. Certo, non saranno aperture a cuor leggero e le prossime ore saranno cruciali. Diversi tavoli aperti con le categorie innanzitutto, ma anche con INAIL, cui Zaia chiede regole certe, severe ma chiare, richiesta avanzata allo stesso Premier. Il Presidente del Consiglio ha detto che ci sia la volontà di guardare le linee guida con una visione di semplicità, no? Se serve la mascherina, il gel igienizzante, il distanziamento sociale, lo si dica, lo si scriva, lo si codifichi, ma che poi non ci siano invenzioni perché va bene fare i fenomeni. Il minimo, per mettere in sicurezza i lavoratori e gli avventori o i clienti o coloro che comunque frequenteranno le attività commerciali. Disposizioni certe quindi, ma anche sostenibili per le imprese. Hanno scritto 4 metri da tavolo a tavolo, in Veneto sarà 4 metri da centro tavolo a centro tavolo. Quanto al plexiglass sui tavoli... Ma voi andreste su un ristorante a mangiare con i divisori? Con l'amorosa. Quello separé, è un'altra roba.
Dai. Allo studio della Regione c'è anche la possibilità di andare nelle seconde case per motivi di soggiorno, mentre c'è l'intenzione di mantenere la chiusura dei centri commerciali la domenica. Altro tema, quello della mobilità tra regioni e province limitrofe. Risolto il nodo con Trento, restano tutti gli altri confini, ma qui ci vorrà più pazienza. Noi abbiamo molti congiunti divisi dal Po, per dire. Cioè, questo è uno dei grandi temi, ne abbiamo parlato anche stamattina in giunta, cioè Ferrara con la provincia di Rovigo è uno dei grandi casi. C'è poi la questione degli ammortizzatori sociali, in particolare i ritardi nell'erogazione degli assegni della cassa in deroga. Anche qui ci sarà un nuovo chiarimento tra regioni e governo. Insomma, giorni cruciali per la ripartenza, ma con un avviso ai naviganti perché il modello veneto resti tale. Se noi siamo sotto i riflettori per la virtuosità, capite che il livello è esponenziale anche per la non virtuosità. Una reinfezione in Veneto non è una reinfezione qualsiasi, è il Veneto virtuoso che si reinfetta. Per cui la mia preghiera che faccio a tutti è di usare le mascherine, di non fare i fenomeni con la mascherina al collo o con mezzo naso dentro, mezzo fuori, perché non serve a niente. Adesso vi raccontiamo la rivoluzione della sanità veneta che è stata annunciata proprio nel corso della conferenza stampa del presidente Zaia. Ecco come funzioneranno le visite dai medici di base. Inizia per noi anche la fase 2 per la medicina generale. Voi sapete che già dall'inizio di questa storia, dal 9 di marzo, abbiamo messo in atto delle procedure, delle modalità che ci hanno permesso di poter continuare ad assistere la gente senza fare una strage di medici come in altre situazioni. Novità nella sanità veneta. Durante l'appuntamento quotidiano del presidente Zaia è stato presentato il progetto che rivoluzionerà le visite dei medici di base, rivolto ai pazienti domiciliari e ambulatoriali che necessitano di una visita urgente o di un monitoraggio. È stata costruita da FIMGE Nazionale una piattaforma che permette non solo la videovisita, permette anche l'aggiornamento della scheda e della situazione fisica del paziente attraverso dei dispositivi che possono essere lasciati a casa dello stesso, possono stare con il medico in modo che lo stato di salute dall'elettrocardiogramma al polsiossimetro persino alla visita dermatologica possa essere fatta o in ambulatorio o direttamente a domicilio del paziente. Il medico di medicina generale potrà dunque effettuare un elettrocardiogramma o altri esami e in caso di dubbio rivolgersi a un consulente per una valutazione specialistica. Gli ambulatori saranno dotati di dispositivi all'avanguardia capaci di monitorare i parametri degli assistiti, inviare i dati direttamente al medico e colloqui specialistici. Questo invece è un, elettrocardiografo standard, dove di standard c'è solo il tracciato che viene fatto, perché è veramente una meraviglia tecnologica, perché permette di, attraverso queste che sembrano delle cuffiette, di raccogliere un elettrocardiogramma in pochi minuti. E questo può essere utilizzato sia in ambulatorio, ad esempio per il monitoraggio di tutti quei pazienti che devono fare dei controlli periodici, come ad esempio i diabetici, ma anche a domicilio. L'altra sera sono andato a vedere una signora anziana di 93 anni, ce l'avevo nello zainetto e la signora aveva un battito aritmico e gliel'ho applicato e ho potuto fare un elettrocardiogramma. Normalmente avrei dovuto mandare quella paziente in pronto soccorso, il che vuol dire o muovere mezza famiglia, perché chiaramente è anziana, o muovere un mezzo. Per cui in pochi minuti ho concluso con sicurezza la mia valutazione. Ogni parametro può essere aggiornato in diretta, come si è visto dalla dimostrazione pratica. Si potrà fare anche una videochiamata con il medico, anche urgente, tramite un link inviato dal professionista. Per il momento partiremo con una sperimentazione che riguarderà circa 150.000 cittadini padovani, dopodiché partirà Verona e mi dicono anche Rovigo. E sarà applicato a 10 gruppi di medici di famiglia, un progetto che era già in atto e che con il Covid-19 si è accelerato. Bar, ristoranti, parrucchieri, il via libera per l'apertura al 18, ormai lo sapete, ma aperture ovviamente all'insegna dell'incertezza e questo fa arrabbiare e non poco gli esercenti. Sentite.
Via libera dal governo, dal 18 ok a bar, ristoranti e parrucchieri. Le regioni per certi versi diventano autonome, ma il governo potrà bloccarle, qualora la situazione peggiorasse. Nei prossimi giorni il ministro Speranza e l'INAIL invieranno i protocolli per la ristorazione, i servizi alle persone, compresi estetisti e parrucchieri. Nel frattempo, però, fra gli esercenti cresce il malumore. In questo clima di incertezza, a 5 giorni dall'apertura, qualcuno è indeciso addirittura se riaprire l'attività. Noi sappiamo che se apriamo in giro di 3-4 mesi saltiamo tutti quanti, perché non sosteniamo più i costi che abbiamo. Le incognite sono ancora molte e spaventano. Rispondiamo noi, non rispondiamo noi. Abbiamo ancora l'incognita dei bagni, se uno va in bagno non sappiamo come va a comportarsi. Bisogna sanificare. Altri ristoratori e titolari di bar sono più fiduciosi, non bisogna fasciarsi la testa prima di averla rotta. Tutto è pronto per la ripartenza, ci dicono. Vi faccio vedere questo tavolo che normalmente era per 2 persone, ci può stare tranquillamente una persona senza problemi. Questo tavolo normale da 6 persone, abbiamo messo le misure a 1 metro, ci staranno 3 persone. Ma questo non è il problema ovviamente saranno i costi di gestione che dovranno essere assolutamente ridotti. Aspettiamo che ci arrivino queste indicazioni e poi vedremo da farsi. Certo che dobbiamo tenere sia ovviamente alla nostra salute e quella dei clienti, però soprattutto dobbiamo cercare di stare in piedi. Un altro problema si presenterà quando il caldo sarà più torrido, perché l'aria condizionata non potrà essere utilizzata negli ambienti chiusi. Gli esercizi con il plateatico avranno più possibilità quando farà caldo. I dubbi rimangono sulle distanze da applicare fra i clienti. Se possiamo riaprire i plateatici ci saranno distanze consentite e vedremo quelle definitive, perché ancora non si sa le distanze esatte. Nuova iniziativa di Cassugana, questa volta diretta alle famiglie. Dopo l'azzeramento delle rette, dei nidi e delle scuole per l'infanzia comunale, arriva il rimborso anche per quelle paritarie. Sono convinto che se non fossimo intervenuti a settembre probabilmente qualche scuola rischiava addirittura di non aprire, questa è la verità. Un aiuto alle scuole paritarie da una parte, un sostegno alle famiglie dall'altro, meccanismi di una medesima comunità. Cassugana destina 600.000 euro a Treviso for Family, pacchetto di misure a sostegno delle famiglie, e dopo l'azzeramento delle rette degli asili comunali saranno rimborsate a tutti, residenti a Treviso e non, le rette sostenute da marzo a maggio per asili e materne parrocchiali nel territorio comunale rimasti chiusi. Un impegno molto importante da parte dell'amministrazione, che ha deciso di stanziare 600.000 euro, i primi 600.000 euro proprio in questa direzione. Oggi presentiamo 227.000 per rimborsare di fatto le rette scolastiche di asili nido e scuole dell'infanzia paritarie. Uno sforzo importante, ma che è doveroso nei confronti di quelle famiglie che sono state chiamate a fare un sacrificio, quindi a rimanere a casa. Era doveroso da parte nostra battere un colpo da questo punto di vista, in attesa che lo Stato faccia lo Stato. A chiedere aiuto al Comune la stessa Federazione delle Scuole Paritarie, che ha ridotto del 65% le rette, ma ha dovuto comunque chiedere la restante percentuale alle famiglie. Abbiamo fatto tutte le operazioni possibili, messo i dipendenti in cassa integrazione o richiesta alla FIS, ridotto al minimo tutte le spese di gestione eccetera eccetera, però restava ancora una quota della retta da richiedere. Per questo siamo venuti a chiedere al sindaco se era possibile un intervento del Comune per uscire da questa situazione di disagio e di ingiustizia nei confronti delle famiglie. A giugno altro capitolo, in Regione si lavora a una riapertura delle strutture per i bimbi da 0 a 6 anni sotto forma di centri estivi. Noi siamo pronti, dice Contessotto, ma occorrono linee guida precise, le stesse che sta aspettando anche Cassugana. Come Comune abbiamo approntato il nostro progetto. Noi siamo anche pronti con le varie ipotesi, ovviamente relative all'emergenza e quindi alla salvaguardia della sicurezza, stando però al fatto che ad oggi attendiamo ancora di avere noi una risposta certa, che deve arrivare intanto dall'iniziativa di governo. Allora, tra stop forzato e ritardi nell'arrivo dei sussidi da parte dello Stato, sono sempre di più i cittadini che si stanno rivolgendo ai servizi sociali del Comune. Vediamo. Nel periodo compreso tra metà marzo e metà aprile, gli accessi agli uffici dei servizi sociali del Comune di Treviso per chiedere un aiuto economico sono passati dai 18 del 2019
ai 50 del 2020. Sono di fatto quasi triplicati a causa della crisi provocata quasi istantaneamente dall'emergenza sanitaria. L'aumento effettivamente si è verificato. Devo dire che con le richieste dei buoni alimentari tantissime persone che fino a prima non avevano mai interfacciato il servizio sociale invece si sono rivolte per chiedere aiuto, quindi c'è stato un aumento importante. Dai buoni alimentari però poi le richieste sono le più varie, tutte riconducibili alla mancanza di liquidità, in prevalenza legata proprio al ritardo nell'erogazione di cassa integrazione, FIS e altre tipologie di sostegno al reddito. Ritardi che stanno creando pesantissimi disagi. Il Comune si sta adoperando per reperire risorse da destinare alle urgenze di cittadini che non sanno come altro fare. Sono fasce che prima appunto non accedevano, quindi andiamo dalle partite IVA, giovani coppie, tanti nuclei monogenitoriali dove ad esempio c'è un divorzio, ci sono spese accessorie, alimenti e così via da dover gestire. Ci sono baristi, tantissime persone nell'ambito del commercio, quindi davvero le più varie, lo spaccato è il più ampio. Oggi tutti chiedono principalmente aiuti sul fronte degli affitti e delle bollette, quindi le spese fisse, che sono quelle a cui non si riesce a far fronte per mancanza di liquidità. Covid-19 continua la campagna di screening al Palaverde, stamane tamponi ad operatori del settore alimentare. Finora processati complessivamente 5.805 persone sulle 6.090 che erano state invitate a fare il test. 214 dei quali positivi al test rapido sono stati poi sottoposti a tampone e sono risultati negativi. Intanto sale a 40.000 il numero totale dei tamponi effettuati dall'equipe di microbiologia del Cafoncello dall'inizio dell'emergenza. 12 maggio, oggi è la giornata nazionale dell'infermiere. Noi abbiamo raggiunto un infermiere che lavora a geriatria dell'ULSS 2, contagiato tra l'altro dal Covid-19. Nessuna celebrazione come accadeva da molti anni a questa parte, nel rispetto delle norme anti-assembramento, ma un video, questo sì, con i volti e le immagini di chi lavora all'interno dell'ospedale. 14 infermieri pediatrici, 3.577 infermieri. Realizzato e postato sulla pagina Facebook dell'ULSS 2 per dire grazie a uomini e donne in prima linea accanto a medici e sanitari. Accanto anche psicologicamente a chi sta lottando contro un nemico invisibile, senza poter contare sul calore dei loro cari. Infermieri che si sono sostituiti spesso e volentieri a famiglie che il Covid ha allontanato dagli ospedali. A nome della categoria parla Francesco, infermiere della geriatria, che ha contratto il Covid proprio nel giorno di Pasqua. Sono stato anche fortunato rispetto a tanti altri casi che si sentono in giro, che durano anche un mese e mezzo, diciamo la parte della positività, quindi l'essere positivo al virus. Poi la cosa principale che voglio evidenziare è che bisogna scindere le due cose, cioè la positività al virus e il benessere clinico. L'importante è stare bene, anche se uno è positivo per più tempo. Francesco era tra gli infermieri assegnati all'unità didattica infermieristica estensiva. La sua speranza è che l'attenzione che il mondo anche politico in questi mesi durissimi ha dato alle figure come la sua non si spenga di pari passo con l'emergenza, ma continui. Vorrei che questa memoria non svanisse subito il giorno dopo che il Covid finirà, perché noi ci siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo sempre. Passiamo alla cronaca. Un 24enne di Castelfranco Veneto, driver alle gare ippiche, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di una maxi inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo ed eseguita all'alba dalla Guardia di Finanza del capoluogo siciliano in diverse regioni d'Italia. 91 le persone destinatarie di misure cautelari, nel mirino lo storico clan mafioso dei Fontana, trasferitosi in Lombardia, su cui già negli anni '80 aveva indagato Giovanni Falcone. Eseguiti anche sequestri per 15 milioni di euro. Tra Palermo e Milano le principali fasi dell'operazione denominata Mani in Pasta, che ha riguardato anche il Veneto. Tra gli indagati infatti anche il 24enne castellano Mauro Parusatti, residente nella zona di Borgo Padova, che sarebbe finito nei guai per una gara ippica truccata.
Ancora cronaca adesso con il maltempo che si è abbattuto nella Marca ieri sera, colpite le zone dello Pitergino, Conegliano. Andiamo a vedere che cosa è accaduto a Villorba. C'erano queste nuvole invece più, rarefatte che giravano, sembrava quasi che si stessero aggregando. E dopo un po' alla volta si è cominciato a sentire i fischi molto forti e l'aria che arrivava sempre di più, finché dopo ho visto un oggetto che non capisco se era una rete metallica, se era un telo, cosa lunghissimo, che lo girava in aria. La furia del vento si è abbattuta ieri sera nel cuore di Villorba. Siamo in via Minatole, a pochi passi dalla chiesa. Ieri sera una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di 2 case, trascinato con sé una parte del tetto in lamiera di un capannone, spostato giochi da giardino, bidoni dell'immondizia e reso pericolanti molti alberi. Mi sono affacciato alla finestra e ho visto tutte le tegole per terra. Disastro, proprio tutto in 30 secondi, proprio in un attimo. Ma ha preso paura? Certo, ho preso un po' paura perché c'era anche mia figlia che ha 6 anni, che è piccolina, ha preso paura anche mia figlia, insomma. Un boato all'improvviso e un ticchettio come grandine. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno dichiarato l'inagibilità del tetto. Ha fatto danni alle 2 vetture che abbiamo e sono rotti i lunotti di dietro e un po' la carrozzeria. È partito dall'AREP e ha fatto tutto questo giro. Si può dire che si è fermato su quelle case lì. Danni moltissimi anche. E poi c'è arrivato nel giardino anche una lamiera molto grande, bella pesante, di case poco più avanti. L'unica mia preoccupazione che ho e che avevo, perché vicino dove è nato l'epicentro, da come ho capito, abbiamo il demolitore di auto. Cioè io immagino, non so, se dovesse succedere che va a caricarsi in quel posto lì, che tira su auto, viene fuori un macello. L'evento fortunatamente è stato circoscritto, la tromba d'aria ha perso potenza nel suo cammino. Tanta paura per i residenti, oggi è il giorno della conta dei danni. Interventi dei pompieri ieri sera anche a Fontanelle e Conegliano, dove un sottopasso ferroviario è rimasto parzialmente allagato e la copertura di un altro tetto è stata spazzata dal vento. Una roba del genere no, e ti vedi impotente completamente. Devi lasciare praticamente che capita quello che capita. Adesso ci spostiamo ad Asolo, sconcerto per il post-shock del consigliere comunale Nico Basso nei confronti della cooperante liberata dopo 18 mesi di prigionia. Il sindaco si è dissociato da quanto scritto. Preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni Nico Basso, consigliere comunale di opposizione ad Asolo, dopo la bufera scoppiata in seguito al post-shock pubblicato sul suo profilo Facebook contro Silvia Romano, la giovane cooperante rapita in Kenya nel 2018 e liberata sabato in Somalia. Una foto della giovane con scritto sotto "impiccatela". Il post è stato rimosso, ma l'odio si era già scatenato con altri messaggi ed offese nei confronti della cooperante. E mentre la Procura di Milano indaga per minacce aggravate, il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, prende le distanze dal consigliere comunale. La città di Asolo è sempre stata da secoli una città accogliente, aperta, senza frontiere, che getta ponti e non costruisce muri. Per cui dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di tutta la maggioranza che rappresento e di tutta la città di Asolo, è un'uscita estrema, fuori luogo, fuori contesto e oltremodo oltraggiosa nei confronti della persona e della donna cooperante. Da più parti sono arrivate richieste di dimissioni per il consigliere Nico Basso, non nuovo a messaggi con insulti contro politici e rappresentanti delle istituzioni. Questa sera abbiamo il Consiglio Comunale. Io come sindaco non ho nessun mezzo legale, chiamiamolo così, di richiamo se non quello politico. E vediamo questa sera in Consiglio Comunale come gestire al meglio la situazione.
Una notizia che arriva dalla Coldiretti, parliamo di allevamento di conigli. La marca trevigiana con 70 aziende vanta una produzione da primato nazionale. Tuttora la provincia di Treviso è la prima in Italia per la produzione di conigli, con 2,5 milioni di capi su 20 milioni prodotti dal nostro paese. È in atto una speculazione sui prezzi, ha denunciato Coldiretti, che ipotizza il disegno di affossare la capitale della cunicoltura nazionale. Da 2 settimane a questa parte il prezzo è sceso di oltre il 20% a fronte di un consumo aumentato del 4%, ed il rischio per i consumatori è quello di trovare sugli scaffali solo carne di conigli francesi o spagnoli. Di qui la provocazione, pronti a liberare nelle campagne trevigiane 2 milioni di conigli. Così la Coldiretti. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. Sarà ricordata questa sera con un rosario online che inizierà a partire dalle 20:30. Mara Bifis, la 38enne di Cavrie di San Biagio di Callalta, morta sabato in seguito ad una polmonite che l'aveva colpita 3 settimane prima. Per commemorare Mara, che lavorava come assistente alla poltrona di uno studio dentistico di Cavrie, amici e familiari parteciperanno ad un rosario sul canale YouTube delle parrocchie di Oderzo, Camino e Fratta. Il funerale, in forma ristretta per le norme in vigore che consentono al massimo 15 persone presenti, è fissato per domani, mercoledì, alle 9:45 nella chiesa della frazione in cui Mara abitava con papà Renato e mamma Patrizia. Lascia anche il fratello minore, Luca. Ancora cronaca, era riuscito a scassinare la colonnina del self-service, i carabinieri lo hanno scoperto e arrestato. Il colpo era riuscito a metterlo a segno, pensava di averla fatta franca, ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri l'uomo, un romeno di 32 anni, dopo un tentativo di fuga è stato arrestato. Il bandito era riuscito a scassinare con un flessibile la colonnina del distributore self-service della stazione di servizio Kuwait a Motta di Levenza, lungo la Postumia. I militari dell'aliquota del nucleo radiomobile della compagnia di Conegliano, immediatamente intervenuti, grazie all'attivazione dell'allarme del distributore, sono riusciti, dopo un breve inseguimento nei campi, ad arrestare il malvivente e a recuperare tutto l'incasso rubato. L'arresto è stato successivamente convalidato con immissione del soggetto al regime della detenzione domiciliare. Parliamo di vacanze. Dal 1 luglio Ryanair torna a volare con il 40% degli aerei, mascherine obbligatorie a bordo. Vediamo che cosa si aspettano i trevigiani da queste vacanze. Nonostante tutto, lei sta comunque pensando magari di poter andare in ferie più avanti, ovviamente, o no? No, assolutamente no. Ma non ci andrei comunque, non è questo che me lo impedisce. Beh sì, mi piacerebbe, tenuto conto magari dell'aspetto economico e anche di altre situazioni da valutare, ecco. Rimanendo qui in Veneto o andando? No, al sud Italia, Sardegna o Puglia. Finanziariamente non riesco, però se ne vado in vacanza qua in Italia, con le vicinanze. Assolutamente in considerazione, cercando anche delle alternative. Tutto molto italiano ovviamente, però fiduciosi di fare una scappata magari in qualche posto un po' esclusivo, quindi non molto affollato al mare, magari qualche formula diversa dai soliti hotel, oppure in montagna, perché no? Bisogna pensare positivo, assolutamente. Ma certo che voglio andarci in ferie. Più avanti naturalmente, quando mi danno la possibilità di farlo. Si vive la giornata, tra virgolette, stando attenti, perché vedo che la gente ha paura. Però la voglia ci sarebbe. Certo, io ho aperto il 4 e la voglia di ricominciare c'è, quindi anche di prendere, di fare vacanze, sicuramente sì. Di rivivere un po' anche la zona nostra e anche sì, l'Italia, insomma, ecco. C'è la voglia di riprendere. Adesso pensiamo a lavorare, perché bisogna che recuperiamo 2 mesi. Bisogna correre e recuperare i 2 mesi persi. Quindi vacanze. Lavoro, un altro anno si va in vacanza. No, in realtà non era in previsione perché comunque ho comprato casa, quindi grazie a Dio ci siamo salvati nel bene o nel male. Quindi il prossimo anno? Sì, se ne parla il prossimo anno o comunque verso ottobre-novembre, diciamo. No, niente vacanze quest'anno. Si sta qua tranquilli? Sì, si sta a casa. Ma stiamo optando per qualcosa proprio in famiglia, magari una villa da qualche parte, ma non nella confusione. Non veramente, penso che partirò appena avrò l'opportunità, ma non oso ancora fare piani. Ed ora siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese.
Dalla componentistica per gli occhiali alle visiere per gli operatori sanitari, ecco come ha parzialmente riconvertito la produzione una storica azienda della Val di Zoldo, la Silcon Plastic, che così facendo ha accorciato i tempi di approvvigionamento per gli operatori sanitari. Eccolo il nuovo macchinario che sforna ogni giorno un migliaio di visiere protettive universali nate dall'ingegno di tecnici che hanno lavorato senza sosta ai desk della computer grafica della Silcon Plastic per rispondere alle richieste delle aziende sanitarie di approvvigionamento di dispositivi individuali di protezione per i reparti Covid. La decisione di riconvertire parte della produzione della storica azienda che sorge alla sinistra orografica del Maresone in Val di Zoldo proprio durante la fase 1 della pandemia. Abbiamo percepito da parte di queste ULSS delle difficoltà nel reperire questi dispositivi. In particolare avevano dei tempi di approvvigionamento di circa 2 mesi. E c'è orgoglio nella famiglia Costantin, proprietaria di Silcon Plastic, che da oltre 30 anni produce componentistica per occhiali a servizio delle più importanti aziende in Italia e all'estero e che occupa oltre 100 dipendenti. Il nuovo prodotto si presenta leggero, comodo, facilmente regolabile e indossabile anche da chi porta occhiali da sole o da vista. Arrivano tante richieste, più che altro di informazioni, per dei piccoli commercianti, gente che comunque è esposta a delle possibilità di contagio, oppure parrucchieri, estetiste. Questo è un prodotto che non è ingombrante come i caschi che si vedono in commercio, ma che dà lo stesso grado di protezione. Una nuova produzione che è motivo di orgoglio per il primo cittadino di Val di Zoldo. Cui stamattina i titolari dell'azienda hanno consegnato una fornitura di visiere universali destinati in prima battuta al personale della casa di riposo, ai volontari delle ambulanze e ai commercianti che ne hanno fatto richiesta. Trovare in questo momento difficile l'energia e la volontà di farsi spazio è sicuramente segno di forza. La montagna si difende, si inventa, si reinventa e noi siamo orgogliosi della Silcon Plastic e anche dei lavoratori naturalmente che si prestano a andare avanti e a lottare per resistere. Cantieri a pieno ritmo sulla frana di Cancia, siamo a Borca di Cadore, la briglia prende forma e probabilmente i lavori termineranno per la fine della prossima estate. Il cronoprogramma sta bruciando le tappe nonostante la pausa invernale e il blocco Covid. Le opere di messa in sicurezza di Cancia, Borca di Cadore sono riprese a pieno regime per assicurare la mitigazione della frana che da decenni minaccia le abitazioni sottostanti e la statale 51 di Alemagna. All'inizio di questa settimana siamo partiti con i lavori della briglia Sabodam, la prima briglia che facciamo in provincia di Belluno di questo tipo. Un'opera importante portata avanti appunto dalla provincia per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Cancia. Un'operazione da 4.135.000 euro che proprio in questi giorni sta prendendo forma grazie alla realizzazione della grande briglia frangicolata di tecnologia giapponese commissionata dalla provincia di Belluno. Stiamo iniziando adesso con le prime opere relative al getto in calcestruzzo della grande briglia che costituisce l'elemento più importante nei lavori di questo lotto. Si tratta dell'operazione clou del cantiere, terminata la quale mancheranno solo i dettagli. Oltre all'enorme struttura a pettine chiamata a bloccare i massi in discesa dall'Antelao, il progetto interviene anche con la deviazione del bus del Diau, dove deve essere separata la colata solida dalla parte liquida e la costruzione di una vasca di dissipazione per rallentare l'erosione provocata dall'acqua in discesa. Se tutto proseguirà senza intoppi, la conclusione dell'intervento è prevista per la fine dell'estate o al massimo all'inizio dell'autunno. Venerdì il sopralluogo, insieme al dirigente del settore difesa del suolo della provincia, rientrato dalla pensione per dare una mano all'amministrazione provinciale. Un'opera importante che la provincia sta realizzando. Soddisfatto di essere di nuovo in pista per un annetto. Ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno voluto esprimere i loro encomi, per questo mio rientro. I carabinieri di Cortina hanno denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata 2 giovani del luogo, rispettivamente di 23 e 25 anni, che avrebbero avvicinato e minacciato con 2 pistole scacciacani un loro concittadino 35enne per motivi riconducibili probabilmente a dissidi sentimentali. Dopo la denuncia è scattata la perquisizione. Nell'abitazione dei 2 ragazzi i militari hanno rinvenuto e sequestrato le 2 pistole usate per spaventare l'uomo. Siamo arrivati alla nostra rubrica Bim Bim TV.
Benissimi, fantastico. Io sono Anna, in questo periodo che siamo a casa, io e la mamma abbiamo fatto rotto. Abbiamo piantato le patate americane, i piselli, le melanzane, la insalata, il radicchio. E adesso sta innaffiando. E non c'è bisogno di niente. Allora notte di prima. Tutto girava, Pippo andò in barca, ma viene tutta l'acqua e la barca affondò. Vecchia Maria, piccola barca. Andrà tutto bene. È tutto per questa edizione di TG Treviso, vi lascio le previsioni del tempo, non mancate all'ultimo appuntamento con l'edizione straordinaria. A più tardi. Bentrovati al meteo. Alta pressione in rinforzo sul nostro territorio, ma una coda della perturbazione giunta a inizio settimana causerà ancora una lieve instabilità. Vediamo in quali settori. Sul Veneto il cielo risulterà a tratti nuvoloso con parziali schiarite soprattutto sulle zone pianeggianti. Avremo invece maggiori addensamenti sui monti del Bellunese, anche con qualche rovescio che sarà possibile fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 23 gradi all'incirca. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, con condizioni anche qui, vedete, di spiccata variabilità sull'Udinese, maggiore stabilità invece altrove, anche con qualche sprazzo di sole. Temperature minime fino a 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 22 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui avremo rovesci e temporali persistenti che localmente saranno anche intensi. Andrà un po' meglio in nottata. Temperature minime sui 13 gradi all'incirca, massime fino a 22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.